Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 11 marzo, puntata 112 e chiaramente sono con Francesco che da cui do il buongiorno. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ma insomma abbiamo la notizia dell'infortunio di Idrissi, ci sono già dei commenti da parte dei nostri utenti che salutiamo. Ciao Gavino, buon mercoledì e sempre Forza Cagliari e Novellara. Gianluca dice stagione sfigata, non usciamo più da questa situazione di emergenza, ci mancava solo Idrissi dopo Felici, De Iola e Belotti. Ne conto, buongiorno, proprio non è anno, sarà ennesimo infortunio di Idrissi, stagione finita, che sfiga. Ciao Sergio, ben trovato, grazie mille. E Davide dice il mio dubbio è se solo sfortuna o qualcosa nella preparazione che non ha aiutato. Sono veramente tanti infortuni. Nicola forse fu fortunato lo scorso anno? Questa è una bella domanda, assolutamente. Buongiorno MP, buongiorno Pier Giorgio, buongiorno Nino, buongiorno Dani, buongiorno Rita, ben trovati ragazzi. Non c'è alcuna sfiga, allenano la muscolarità e trascurano l'elasticità. Io su questo dettaglio non ti so dire, però è sicuramente un dato il fatto dei tanti infortuni, Fra. Allora, ieri sera sono andato un po' a controllare su Transfermarkt, che come sempre sappiamo non è la Bibbia, però è un sito che è abbastanza informato, abbastanza aggiornato più che altro sulle varie cose. E da quando, cioè dall'era Giulini, ma anche dai primi 5-6 anni, dai 5-6 anni prima che ci fosse il cambio societario, il cambio di proprietà, non c'erano, cioè non ho trovato precedenti con 3 crociati saltati nella stessa stagione. Questa è una roba chiaramente preoccupante ed evidente, perché comunque 3 crociati insomma vuol dire infortuni molto preoccupanti, ecco, e gravi. Cosa dire? Sicuramente qualcosa a livello di gestione di infortuni, gestione atletica e tutto, qualcosa esiste, perché cioè, non può essere un caso. Nessuno si è fatto così tanto male quest'anno, così tanti, e quindi sicuramente c'è qualcosa che non ha funzionato nella preparazione, insomma. Però io su questo non posso dire granché perché non ho la minima competenza dal punto di vista atletico. Credo che anche il mio corpo, il mio fisico lo dimostri. Battute a parte, 3 crociati sono tanti, però poi il problema è che il crociato abbiamo visto tutti come si sono fatti male Belotti, come si è fatto male Felici, come si è fatto male Idrissi, cioè 3 traumi, il ginocchio che fa una torsione innaturale e si fa male.
La preparazione atletica non è sugli infortuni, sui crociati, parlo in generale dei muscoli, muscolari, perché sono stati tanti infortuni muscolari, quindi stiamo calmi già da adesso nei commenti, quindi stiamo sereni, relax, caccio da adesso, sto scherzando ovviamente fino a certo punto. Fino a pagina 2. Torniamo seri invece, al di là delle battute. Dai. L'anno scorso non è successo praticamente niente di tutto ciò. Quest'anno 3 traumi gravi, a cui aggiungo, se non ricordo male, anche Belotti si era fatto male alla caviglia prima di farsi male poi prima di avere problemi muscolari, no? Non mi ricordo questa cosa, ti dico la verità. Mi pare di sì, però vabbè, comunque. Più discorsi muscolari, De Iola più volte, Mazzitelli, Gaetano, Mina. Non dimentichiamoci il problema di Foloruncio, anche lì una sfiga incredibile. Quella è sfiga clamorosa. Una torsione che va. Quindi mettiamoci 3 crociati e mezzo, diciamo così, dai. 3 ginocchia e mezzo. Per cui sicuramente qualcosa non ha funzionato, perché se no così tanti infortuni muscolari da qualche parte ci deve essere una causa scatenante. Molti, ho letto anche per esempio alcuni che dicevano magari quest'anno, siccome ha piovuto molto di più rispetto agli altri anni, anche la risposta del terreno di gioco, del terreno di allenamento del centro sportivo insomma ha creato anche risposte nuove, diciamo così, e quindi magari le sollecitazioni a cui erano stati sottoposti in passato, insomma magari la risposta è stata, io questo non lo so, ripeto, non ho competenze da questo punto di vista, però io osservo insomma i problemi esistono, perché rispetto all'anno scorso, ripeto, è un dato di fatto, l'anno scorso infortuni gravi il Cagliari non ne ha avuto, quest'anno ogni mese, quasi ogni settimana c'è il bollettino medico. Ecco, vedi, e ci sono novità. Infatti che Borrelli si era fatto male alla caviglia prima degli infortuni muscolari, ecco, grazie per averlo ricordato. Scusa, avevo capito Belotti, scusami. No, sì, Borrelli. Avevo capito Belotti, perdonami. Sì, assolutamente si era fatto male alla caviglia. Poi è anche vero che, come dice giustamente Fabrizio, il livello, o meglio il numero di infortuni gravi al crociato rispetto al passato è aumentato, perché anche lì comunque sono aumentate le partite, è aumentata la velocità del gioco, è aumentata la sollecitazione, fisicità chiaramente del gioco. Insomma, sono tutte cose che contrasti, duelli, sono tutte cose che c'entrano. Però 3 crociati e mezzo in quelle condizioni, secondo me anche insomma la cattiva sorte, ecco, ci si è messa un po' di impegno, però dispiace, ovviamente adesso manca la diagnosi definitiva per Riyad Idrissi, ma si va chiaramente verso i 6 mesi minimo, perché tanto più o meno sono quelli oramai. Sì, ormai i tempi sono quelli. I mesi. Da quello che sappiamo, appunto, dovrebbe essere comunque il ginocchio sinistro. Ricordate che si era rotto il crociato anche da ragazzo. Questo è l'altro crociato, quindi non si è rotto 2 volte lo stesso crociato, si è rotto i crociati delle due gambe, delle 2 ginocchia, che non so se è un bene o un male. No, esatto, te lo stavo per chiedere, non ho idea che sia un bene o un male, però insomma questo è un dato. Però questa è la notizia, è quella, insomma, di fatto è quello. Assolutamente. Quindi è chiaro che poi dispiaccia, perché parliamo di uno dei giocatori che quest'anno aveva fatto intravedere delle enormi doti, delle enormi potenzialità e soprattutto la possibilità di crescita, soprattutto in vista della prossima stagione, e invece chiaramente fermarsi ora, se sono 6 mesi vuol dire tornare a settembre vuol dire saltare il ritiro, tutta la preparazione, insomma saltare la preparazione del ritiro, e quindi vuol dire verosimilmente essere a disposizione a novembre, sì. più o meno. Però anche giovane, magari recupera un po' prima, ecco. Esatto, questa può essere l'unica cosa positiva. Questo magari sì, però ecco, dispiace, perché al di là del fatto che dispiace
a prescindere per chiunque, cioè dal top player all'ultimo primavera. Quindi questo va detto chiaramente. Però dispiace soprattutto perché comunque Idrissi è un giocatore su cui il Cagliari puntava tanto, e che secondo me in questo finale di stagione sarebbe stato molto molto utile alla causa. Non ci voleva. Ecco, io mi auguro, ecco, la speranza e l'auspicio è che veramente sia l'ultimo infortunio di questa stagione disastrata dal punto di vista della gestione fisica, perché cioè, sinceramente basta. Sì, Abbiamo già dato, basta. Direi Ecco, bella di questa sì. battuta di Nick, non lo venderà nel mercato estivo. Io non penso che sarebbe partito comunque a No. prescindere quest'anno, perché insomma comunque sì, è vero che aveva fatto vedere delle grandi potenzialità, ma non ancora tali da poter giustificare con una cessione importante. Ricordatevi che l'estate scorsa il Torino aveva bussato alla porta del Cagliari per Idrissi, il Cagliari aveva sparato 8 milioni, quelli avevano detto grazie, Arrivederci. quindi se erano 8 milioni quest'estate senza aver dimostrato praticamente niente in Serie A, insomma l'estate 2026 non so quale sarebbe stato il prezzo e il valore di Riyad Idrissi, a cui comunque facciamo il nostro migliore in bocca al lupo, perché davvero speriamo che si riprenda il prima possibile e che magari, insomma, è una pia speranza ovviamente, che si riesca anche a recuperare un po' prima. Quindi questo è un po' il discorso legato all'ultimo infortunio. Ripeto, 3 crociati e mezzo, perché considerando anche l'infortunio di Folorunsho, insomma, Ma tra l'altro, molto molto alto, sull'infortunio molto di Idrissi, lui aveva avuto un contrasto poco prima, adesso non mi ricordo se era con Van der Brent, dove lui zoppicava. Infatti mi sono girato con Antonio Farino là, che gli ho detto guarda Idrissi com'è zoppo. Poi ha fatto quell'azione e in quell'azione si è fatto male. Quindi lui aveva già ricevuto poco prima un contrasto durissimo, perché si è sentito proprio il colpo del pallone. Quindi non stava benissimo. Quindi ipotizzo che non stava benissimo. Ha comunque fatto quell'azione lì sulla sinistra. E probabilmente lì è bastato un attimo. Purtroppo è un attimo. È un attimo. C'è poco da fare. Dispiace tanto anche perché stava trovando continuità, stava migliorando di partita dopo partita. Anche quell'azione è stata una bellissima azione, è durato 7 minuti in campo. Peccato. Insomma, facciamo i migliori auguri ovviamente a Riyad Idrissi. Quando ho visto quella torsione, sinceramente esatto, non so quanti di voi si siano rotti il crociato. Io che me lo sono rotto. Ah, sì? So che vuol dire, so che vuol dire quel tipo di... Cioè, è vero che sei un grande atleta, perché comunque Idrissi a livello fisico era perfetto, però è anche vero che quel tipo di torsione, anche se sei super allenato, anche se hai muscoli, anche se comunque rischi. A meno che non abbia la coscia di Chilixoi, che insomma, o quella di Roberto Piccoli, che sicuramente ti aiutano, ecco, da quella. Vedi, infatti anche Bilancizi lo dice, ha ragione Luca, ricordo bene, anch'io ho messo il piede su un contrasto e dalla Nord ho sentito uno sbam pauroso, sì, incredibile, infatti era proprio zoppo, e poi ha fatto quell'azione, purtroppo, vabbè, non si può dire niente a questo punto di vista, ma abbiamo la nostra prima ospite. Esatto. E la facciamo entrare. Allora, abbiamo la nostra prima ospite di oggi, esatto, facciamola entrare. Eccoci qua. Buongiorno Gamse, come stai? Buongiorno, sto bene, grazie. Tutto bene? Tutto bene, benvenuta. Grazie. Allora Gamse, ti presentiamo un po' ai nostri spettatori. Gamse è una ricercatrice dell'Università di Cagliari, è turca, quindi connazionale di Semih Kılıçsoy. Ci siamo conosciuti alla meet and greet
di qualche settimana fa da doppio malto, appunto con lo stesso Chilixoi. È stata un'occasione interessante anche per un confronto, e abbiamo detto: ma scusa, Ignazio, perché non vieni ospite alla nostra trasmissione per parlare ovviamente sia di Chilixoi, ma questo è soltanto insomma, un'occasione, diciamo così, un motivo, ma in realtà un po' per descriverci tutta la realtà anche della piccola comunità turca che esiste a Cagliari, quelli che sono gli sviluppi da quando è arrivato anche Chilixoi in Sardegna. E quindi, insomma, intanto come ti trovi a Cagliari? Mi trovo molto bene, essendo una straniera all'inizio è normale che all'inizio ho avuto un po' di difficoltà, però in un anno penso di sistemare tutta la mia vita, grazie agli amici che ho conosciuto qua, anche colleghi, eccetera. Mi trovo abbastanza bene, si mangia bene qua, ci sono tante feste, tanti eventi. Io sono una persona abbastanza socievole, posso dire, e quindi sono molto contenta e mi sento al mio agio, posso dire. Ma è esatto, siamo pochi come turchi in questa città. Ho conosciuto alcuni studenti e poi alcuni altri turchi che sono sposati con i sardi da tanti anni che vivono qua. Ma sì, si contano sulle dita in un mano, come si dice, cioè siamo pochi. E più Semih Kılıçsoy, che siamo molto contenti di averlo qui in questa città nel calcio, Cagliari Calcio. Sicuramente è particolare avere anche un proprio connazionale, no? Così in vista, così visibile dal punto di vista sportivo. Ti chiedo un po' come vive un turco a Cagliari, cioè la differenza anche di abitudini, ritmi di vita. Hai parlato della cucina, insomma, perché noi spesso quando abbiamo parlato dell'ambientamento, anche delle difficoltà di ambientamento di Chilixoi a Cagliari, abbiamo sempre citato un po' tutte queste motivazioni, aggiungendo poi il fatto che è un ragazzo di 20 anni che ha sempre vissuto a casa sua a Istanbul, non ha mai vissuto fuori, e quindi aggiungiamo anche quel tipo di difficoltà. Però come vive un turco a Cagliari? Allora, all'inizio ho trovato un po' questa città piccola e limitata, ma perché io tutta la mia vita ho vissuto nelle città più grandi, popolose, eccetera. Però ho notato che questa città non è noiosa, cioè, come ho detto prima, ci sono tanti eventi, festa, attività e la gente è sempre attiva qua. E poi la cucina sarda secondo me non è molto lontana, non così lontana dalla nostra cucina. Per esempio, il pane carasau che mi piace tanto, esisteva da tanti anni in Anatolia come pane sottile, secco, eccetera. Cioè, anche io adoro i vostri piatti di pasta. Quindi da mangiare sono molto contenta che ho già preso i chili qua, vivendo qua. Sono Grande. qua da un anno e mezzo circa. E quindi sì, la vita è molto bene, la gente è anche molto accogliente. In un anno ho fatto tanti amici. All'inizio io non conoscevo quasi nessuno, solo alcuni colleghi dal lavoro, ma in un anno ho fatto grande amicizia, veramente. Quindi, come una turca, si vive bene qui, non c'è grande differenza, cioè. Molto bene. Luca? Perfetto, Ganze, innanzitutto complimenti per l'italiano perché parli benissimo e quindi questa è la prima e poi ti dico come sei finito Meglio a del turco Cagliari? di Luca sicuramente. Ah beh, sicuramente, ma anche dell'inglese di Luca, sicuramente, questo non c'è alcun dubbio. Ti chiedo come sei arrivata a Cagliari? Qual è stata l'iter che Allora, hai fatto? allora normalmente io lavoravo
in Turchia, ad Ankara, sono di Ankara, capitale della Turchia. Sì. Tutta la mia vita ho fatto questo lavoro accademico, sono matematica all'università. Ehm, Mentre facevo come professoressa associata in Turchia, ho avuto una bella offerta dall'Università di Cagliari e sempre volevo ritornare in Italia perché nel passato, quasi 11 anni fa, ho vissuto a Firenze Ah, bello. e sono rimasta in Turchia durante il periodo di pandemia. Ma sempre mi mancava Italia perché io adoro gli italiani, parlare italiano, la cultura. Appena ho trovato questa offerta di lavoro, già da 10 anni io conoscevo i colleghi qui in questa Università di Cagliari. E mi sono trasferito subito. Ne hai approfittato, giustamente. Ero molto contenta di avere questa occasione, quindi sono venuta qua e per ora lavoro come ricercatrice nelle posizioni RTT nell'università. Faccio anche le lezioni all'ingegneria. Io voglio mandare un caro saluto ai miei studenti, se è possibile, studenti miei, Grandissimo. Certo, perché anche è grazie a Assolutamente. loro, non solo amici, colleghi, ma anche studenti mi hanno aiutato per adattarmi, cioè per vivere qua. Certo che per me è una nuova esperienza vivere in Sardegna, ma sono molto contenta. Ancora ci sono tante cose da scoprire qui in questa isola e sono abbastanza curiosa. La curiosità è tutto, ci sta. Prima di dare di nuovo la parola a Fra, ti chiedo, ma siete in tanti qui come comunità? Cioè avete dei luoghi particolari No, oppure normalmente girate ovunque? secondo me siamo non tanti, neanche come stranieri. Ok, c'è una comunità, vari tipi di stranieri dalle altre nazionali, eccetera, però non ci siamo, per quanto sappio io, tanti. Ehm, ma ogni tanto io incontro con gli amici locali, ma anche ho avuto alcuni altri amici internazionali e cerchiamo di aiutare tra noi, dare sostengo, eccetera, ogni tanto ne abbiamo bisogno. Ehm, e organizziamo qualche attività tra noi. Quindi sta bene, vivere qua. Perfetto. Fra? No, Gamse, parliamo un po' di Semi, di Kilixoi, no? Perché chiaramente è soprattutto per i tifosi del Cagliari è una piacevole novità, perché comunque un giocatore di altissimo livello, così giovane, primo turco della storia del Cagliari. Allora, intanto ti chiedo se lo hai conosciuto personalmente, e poi come viene raccontata anche Cagliari in Turchia grazie alla presenza di Kilixoi nel campionato italiano. Allora voglio iniziare come ho conosciuto lui. Appena ho saputo che lui è arrivato qua a giocare, eccetera, ho fatto un po' di ricerca e poi volevo mostrare il mio sostegno a lui, essendo, cioè, siamo pochi turchi qua. 2 volte sono andata all'uscita del loro allenamento. Per la prima volta non ho potuto trovare nessuno, ma al secondo, grazie a un mio amico che mi ha portato a Semini, quella parte dove fanno allenamento, e ce l'ha fatto di conoscerlo. E tanto mentre aspettavo lui, ho avuto un'occasione di conoscere altri calciatori, non solo calciatori, ma anche Nicola Riva, figlio di Gigi Riva, e poi da capitano di Iola Palestra Rodriguez Mina, Zappa Pavoletti, Tutti. Te li sei Grandissimo. segnati tutti. Grande. Sciarpa, su questa sciarpa tante firme. Ho fatto Grande. Mitico. autografare a tutti questi calciatori, veramente li ringrazio tanto. Alla fine è uscita Semi
e abbiamo portato questa bandiera turca per farlo subito fermare. E appena ci ha notato si è fermato, ho iniziato a parlare qualcosa in turco e poi ci siamo presentati, ho fatto far firmare anche questo maglietta che avevo comprato prima di andare. E, Bravo. sì, mi ha scritto Gamze'ye sevgiler in turco qualcosa. E Grande. poi anche lui era molto felice di, secondo me, trovare una persona come me. E poi ho mostrato il mio sostegno anche per la partita il giorno dopo, quello di Cagliari-Juventus, perché ci andavo e ci sono andata. Abbiamo vinto quella partita, per me è una grande, bellissima atmosfera di vivere quello. E poi per la seconda volta sì, siamo andati a doppio malto. Ho notato una lunghissima fila, secondo me sì, i cagliaritani hanno già grande simpatia a lui, così c'era veramente una fila lunghissima. Io uno dei primi, perché ci sono andato un po' presto. E poi di nuovo abbiamo parlato un pochino tra noi, abbiamo fatto le foto, eccetera. No, sembra abbastanza adatto, secondo me, questa è la mia osservazione, si è abituato a vivere, forse grazie anche a suoi amici calciatori oppure dalle altre persone nel club Cagliari Calcio. Ehm, quindi per ora così, siamo molto orgogliosi di avere questo calciatore in Italia, a Cagliari soprattutto. Ehm, Anche dalla parte di Turchia, la media turca, anche i tifosi di Beşiktaş, la sua ex squadra, sapete, sempre seguono lui da vicino, perché è un grande motivo di orgoglio anche per loro. Cioè io sempre, anche io seguo sulla media sociale, eccetera. Quindi siamo contenti di avere quello perché lui è molto talentuoso e poi è un giovane calciatore avendo questo tipo di capace, talento, ma secondo me ha ancora ha grande potenziale nascosto, cioè ok, una parte abbiamo già visto, ma forse nel tempo si mette in evidenza di più la sua potenziale. Io ci credo così. Ganse, Bellissimo. siccome siamo un po' lunghi, ti faccio l'ultima domanda Ok. che c'entra poco col calcio e anche con la tua attività, ma insomma, perché un sardo, un tifoso del Cagliari, ma non soltanto, dovrebbe visitare la Turchia per te? Sì, sicuramente. Allora, Turchia è già un bel paese e come cultura, secondo me, non siamo molto lontani, come ho detto prima, per scoprire un po' la cultura, la cucina turca. Abbiamo molto bei posti da visitare. Siamo molto accoglienti, i turchi amano gli stranieri, sicuramente siamo molto, cioè ospitalità è molto alta in Turchia. Ehm, Vi consiglio sì, ma non solo visitare forse visitare il paese, ma anche se avete casomai un'occasione di magari vedere una partita, vi consiglio di andare a uno stadio, per esempio a Istanbul ce ne sono alcuni che sono molto grandi, l'atmosfera dei tifosi sono meravigliosi, vi consiglio anche questo se avete un'occasione. Chissà, magari quando Kilixoe porterà il Cagliari in Europa ci sarà la Esatto. trasferta turca Speriamo. e noi saremo ben felici di Perché no? andare. Gamse, grazie Ah, davvero di essere Grazie stata con noi davvero. questa mattina, ci hai fatto un grazie gran a voi. regalo, ci hai aperto una nuova prospettiva anche sulla Turchia, su begli aneddoti anche su Kilixoe.
Ci sentiamo presto, buon lavoro e un abbraccio. Va bene, grazie mille. Ciao Ganze. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Eccoci qua. Grandissima, mitica. E voilà. Ci Molto siamo. bene, molto bene, molto bene. Spero vi sia piaciuto questo, insomma, questo spaccato di vita turca a Cagliari. Insomma, era un'occasione che non potevamo non cogliere. Non è stato semplice riuscire a trovare gli incastri tra Esatto. università e tutto, però sono molto soddisfatto di esserci riusciti. Ma facciamo entrare subito il secondo ospite di oggi, che vedo che ci ha raggiunto già da tempo. Salutiamo Vittorio Eccoci Sanna. qua. Ciao Vittorio, Buongiorno. come Ciao stai? Vittorio. Bentrovati, ciao. Ciao Vitto, ben trovato. Come stai? Bene? Bene, bene. Io sono stato in Turchia, Ecco, Io vedi? quando ero giovane quanto voi ho avuto la possibilità di andare a Trebisonda. Esatto, Grande. grandissimo. Grandissimo, infatti per quello il lancio sull'avventura europea del Cagliari, insomma l'auspicio chiaramente è anche ritrovare quello, anche se poi insomma io ricordo sempre il racconto di Nando Mura, che salutiamo ovviamente, che mi fa di quella trasferta di Trabzon, insomma le blatte in albergo, gli giornalisti costretti a dormire nei divani nella hall, perché era l'unico punto in cui... E poi pane e formaggio, cioè non c'era molto da mangiare. Esatto. Insomma, una trasferta epica. Occhi adatti. E la sinistra si è adattato a Cagliari, perché non ci dobbiamo adattare anche noi? Anche se poi rispetto che fosse una strategia, perché prima del Cagliari, per una trasferta internazionale, c'è il Barcellona in quell'albergo. Ho il sospetto che venisse creata apposta quell'ambiente. In realtà durante la settimana era un albergo normale, però poi veniva trasformato, portavano le cassette di blatte, di topi, cambiavano gli arredi così, giusto per chissà, è una bella cosa, è una bella immagine, secondo me non mi stupirebbe se fosse così davvero. Luca, parliamo di cose serie, dai, che lo so che tu, insomma, quando c'è Vittorio vuoi parlare sempre di calcio. Io chiedo. Parliamo in generale, e invece Luca è sempre concentrato, capito? Perché giustamente... sì, questa è. Vito, io ti chiedo subito sul discorso di Idrissi, insomma, è uscita la notizia del nuovo infortunio di Idrissi. Insomma, terzo crociato in questa stagione, non ci voleva, ma in generale ti chiedo un po' sul discorso infortuni, un infortunio dopo l'altro, insomma, questa è un po' la nota dolente in questa stagione, possiamo dirlo. Sì, anche se poi non essendo competente in merito, io a molte volte raccolgo anche molte indicazioni che mi arrivano da chi teoricamente è competente e che mi parla di materie che non conosco, devo essere sincero, ad esempio materie attraverso cui sembrerebbe che lo stato d'animo, la tensione contribuiscano poi agli infortuni, ci siano queste riflessologia, non so se avete mai olistica, tutti i temi che parlano di questi aspetti, che molte volte quando tu raggiungi un livello di preparazione che sta lì al limite è molto più facile andare incontro all'infortunio, anche per volontà di fare più di quello che magari in certi casi puoi fare. Però sono materie veramente sconosciute, io voglio pensare che sia esclusivamente invece legato al fato, al destino, e che, come dice Pisacano, che fin da piccolo è abituato a questo, se la malattia è venuta per portarmi via, vuol dire che viene per temprarmi. Stiamo temprando tutta una serie di calciatori che l'anno prossimo possono giocare a Champions League, secondo me. No, davvero, dicevamo prima, Vito, cioè io non ricordo a mia memoria una stagione così falcidiata, cioè ce ne sono state tante, intendiamoci, però 3 crociati e li abbiamo citati, Belotti, Felici, adesso Idrissi, collaterale per Foloruncio 2 mesi e mezzo, problemi muscolari Deiola con tanto di ricaduta, Borrelli, Gaetano, Mazzitelli, insomma veramente qualcosa di incredibile. Secondo te è solamente il fatto oppure c'è stato magari qualche valutazione? Io ascolto tutti, mi addentrerei in un argomento che non posso trattare io direttamente, mi incuriosisce molto quello che mi dicono altri, soprattutto per la materia olistica. Io un periodo
ho fatto anche una trasmissione in Galleria Progetti con un esperto di questa materia, che mi parla proprio dei livelli di alcune sostanze che noi abbiamo nel nostro organismo, che poi alla fine vengono scatenate quando c'è un alto livello di stress. Ripeto, è una materia che conosco poco, però come mi viene spiegata mi affascina e mi incuriosisce. Sarebbe il caso, ecco, magari se voi che avete questo spazio la mattina potreste anche addentrarvi un po' nell'argomento, perché so che alcuni esperti in questa materia hanno tentato anche di parlare col Cagliari, con i medici del Cagliari, ma non hanno trovato sponda su questi temi. Però effettivamente l'alta percentuale di infortuni inducono a pensare che ci possa essere qualcos'altro, ma non perché devi trovare un colpevole. Ecco, io vorrei sempre che si capisse questa cosa, che quando c'è un problema non è che dobbiamo per forza andare a vedere il problema per trovare il colpevole, dobbiamo andare a vedere il problema per risolverlo. È una cosa diversa. Quindi se esiste una possibilità di risolvere questo problema, se esiste una possibilità, ma anche una sola, che ci possa essere qualcosa di controllabile rispetto agli infortuni, perché non aprirsi e discuterne, vedere un po', analizzare, vedere un po' se effettivamente ci può essere qualcosa di diverso. Basterebbe poco, d'altronde, non sarebbe tutto questo, anche perché di fronte a un infortunio che ti porta via giocatori per tanti mesi, ascoltare anche un'altra voce, perché no? Io sono aperto sempre alle nuove conoscenze e alle nuove possibilità. Ripeto, purtroppo però c'è la cultura sempre se si parla di una responsabilità, di qualcosa che devi curare diversamente da come hai sempre fatto, sembra quasi che tu sia il colpevole perché non lo sapevi prima. Io dico che non c'è nessuno che è colpevole prima di imparare. Si impara e poi si migliora, però se per caso c'è da imparare qualcosa, perché non ascoltare e tentare di capire se effettivamente si può fare un margine di crescita anche in quel senso. Certo, sì, poi va anche detta un'altra cosa, che noi ovviamente parliamo del Cagliari, perché in questo caso noi seguiamo il Cagliari prima di tutto, però non è l'unica squadra che quest'anno ha avuto tantissimi infortuni. Penso a Conte al Napoli, penso a Gasperini alla Roma, giusto per fare due esempi anche lontani da quella che è in questo momento la situazione di classifica del Cagliari, per cui cioè, evidentemente è un qualcosa che fa parte del calcio moderno. Faccio il paragone con la Formula 1. Se le macchine di Formula 1 avessero delle prestazioni normali, non si guasterebbero mai, perché sono talmente... Il fatto di portarle sempre al limite della propria resa, chiaramente ti porta a un punto in cui può avvenire poi la macchina fisica di un calciatore a livello di Serie A, per velocità, per chilometri che percorre, per terreni che trova, che sembrano dettagli, però anche abituarti ad un terreno e poi calcarne un altro, allenarti in un modo e poi trovare un altro, cioè anche queste cose incidono poi in quello che è l'assetto generale della macchina fisica, perché tu raggiungi un equilibrio, un livello di coordinamento sulla base di determinati percorsi, di determinati terreni. Ti capita il terreno che non è quello a te adatto, che magari non ti permette più di avere la stessa stabilità, ed ecco che non puoi fare il cambio gomme come capita in Formula 1, ma purtroppo vai incontro a degli incidenti di questo tipo. Sì, poi io ho fatto la battuta anche qualche giorno fa, io ho giocato lunedì scorso, non questo, l'altro, con i colleghi giornalisti, tra cui anche l'ottimo Luca Di Leonardo, che in quell'occasione fece un gol alla Van Basten. Mi piace di ricordarla questa cosa, per quanto mancino. No, però battute a parte, io non sto giocando, ho ripreso a giocare da poco, non mi alleno durante la settimana purtroppo. Quella partita è stata una partita molto intensa dal punto di vista anche della corsa e del tutto. Il martedì è stato l'unico giorno di stacco, perché poi il mercoledì sono andato a Monza, Como, Parma, insomma quella mini tournée anche per fare le interviste ai sardi, e non mi sono riposato di fatto, ok? In più sono partito con un paio di scarpe sbagliate. Bene, io il secondo giorno, quindi il giovedì, ho iniziato a zoppicare. Nessun trauma, cioè non c'è stata una torsione, niente, ok? Mi si è gonfiato il ginocchio sano, tra virgolette, quindi non quello cui mi sono fatto il crociato, ma il ginocchio destro, e mi sto riprendendo in questi giorni, nel senso che tra ieri e oggi finalmente ho smesso di zoppicare. Ecco,
Quindi se questa cosa capita a un totale profano come me, che semplicemente ha fatto una ok, questo tipo di attività, immaginiamoci poi cosa può essere effettivamente lo sforzo ripetuto, costante per un calciatore professionista. Per cui, insomma, che da certi punti di vista ti allena, però devi tenere conto sempre che per un carico di allenamento c'è sempre un periodo di scarico, e quindi devi entrare anche nell'ottica di quanto scaricano i calciatori rispetto a quello che caricano, quanto tempo di recupero hanno, quanto riposano, quanto non riposano, perché poi è tutta una questione di equilibrio, anche da questo punto di vista. Quindi se non riesci a gestire bene anche questo, arrivi con un livello di stress superiore magari a un determinato impegno, e quel livello di stress ti può portare a un movimento scordinato. Poi non parlarmi di dolori, perché io ho avuto una fortuna ma contemporaneamente una sfortuna, quella di non essermi mai rotto niente tanto da dover subire un intervento, ma di aver logorato tutto, che adesso è totalmente, cioè probabilmente se mi fossi rotto qualcosa avrei qualcosa di nuovo. Io ho tutto di no, io purtroppo tra crociato e ernia del disco ho fatto già 2 volte il problema, però insomma a parte le battute, e magari chiudiamo anche questo argomento infortunio, personalmente non mi appassiona. Che portiamo sfiga, Esatto, bravo, no, perché poi magari ci portiamo sfiga a noi stessi, e quindi vorrei evitare anche questo tipo di discorso. No, e appunto chiudiamo il discorso in infermeria, Vito, torniamo un po' invece chiaramente sulla partita di sabato, con vista anche a quella di domenica, quindi prima Como e poi Pisa. Ti chiedo come hai visto intanto il Cagliari contro il Como, e soprattutto se tutte le scelte fatte da Pisacane ti hanno convinto. Sappiamo benissimo quella che è stata la più divisiva, ne abbiamo parlato anche ieri, punta sì, punta no, cioè Foloruncio, falso 9, Chilixo in panchina, insomma mi interessa anche il tuo parere su questo. Sì, assolutamente sì, anche perché poi giusto oggi mi sono avventurato su questo tema. Possiamo, guarda, paragonare secondo me il momento del Cagliari, anche la situazione che sta creando, come un livello superiore di buona cucina. Cioè nel senso che noi abbiamo un piatto che passa, che viene mangiato, che tutto sommato ci sta alimentando, ma ogni tanto ha un sapore insipido, manca un pochino di sale. Ed è quello che è mancato secondo me in alcune partite, cioè quel livello di attacco leggermente superiore che ti poteva portare a probabilmente riuscire a raggiungere il risultato. Negli ultimi 20 metri noi molte volte concretizziamo poco rispetto a quanto portiamo fino a quel livello, dopodiché non abbiamo molto spesso la soluzione, oppure la soluzione non si rivela vincente, per merito degli altri certamente, perché ci sono anche loro, ma talvolta anche per mancanza di capacità offensive che possono magari essere quelle giuste per rendere un calciatore più attaccante rispetto a quello che è più difensore o più centrocampista. Ecco, è un piatto leggermente insipido. Chiaramente Pisacane ha una grande difficoltà, quella di riuscire a rendere l'equilibrio, quindi nel momento in cui deve cercare di fare in modo che la squadra sia equilibrata, nell'ultimo periodo a mio giudizio ha sacrificato qualcosa in attacco per avere maggiori certezze in fase di copertura. C'è stato un periodo, secondo me la svolta è stata quella di Genova, dove 3 gol sono risultati troppi, e lì probabilmente è corso ai ripari, cercando di capire un po' come proteggere maggiormente la difesa, la porta e via dicendo. E lì, nel comporre i diversi piatti, lui mangia meno salato di noi. E quindi da questo punto di vista le aspettative dei tifosi sono un po' più piccanti rispetto a quello che abbiamo ottenuto, ma dobbiamo dire tutti piatti commestibili. Ci sta mi piace questo. Tra l'altro poi sempre restando in cucina, sempre parlando di cucina, va anche detto che poi la difficoltà sta anche trovare l'equilibrio anche tra gli ingredienti, perché spesso dovresti fare la crema di zucca, la zucca però apri il frigo e dici cavolo non ho la zucca, mi dovrò inventare un'altra crema, no? Perché poi secondo me questo discorso si concentra sulle ali. Adesso mi avventuro e ci dico anche una cosa che non ho ancora espresso neanche per conto mio. Il Cagliari in questo momento ha pochi centrocampisti, ma potenziali ali o potenziali esterni. Cioè sì, il Cagliari può cambiare la sua versione se per caso inserisce sugli esterni, dove c'è anche minore rischio a carattere difensivo,
qualche giocatore in più, soprattutto sugli esterni che devono spingere, quelli che tu definisci esterni di centrocampo. In questo momento ha Palestra, che è l'attaccante per antonomasia. Noi abbiamo visto che inserendo Idrissi molte volte il potere del gol e la possibilità di gol cresce notevolmente. Quindi non hai messo un attaccante, hai messo un altro difensore e tutto sommato, o presunto tale almeno all'inizio, hai fatto crescere, hai messo un po' di sale in più. Torniamo all'esempio di prima. Però da quel punto di vista sugli esterni ne abbiamo alcuni che ancora non conosciamo. Io Albarracin lo vorrei vedere. Andrea mio figlio mi riporta, perché chiaramente io sono grande, seguo i grandi, Andrea è piccolo, segue i piccoli. No, scherzo, che segue la primavera. Ha visto salutiamolo ovviamente. Salutiamo Andrea. Certo. Salutiamo Andrea perché certo. Ha visto Albarracin giocare e dopo il primo tempo mi ha chiamato entusiasta, dicendo che ha grandi numeri, che lui ricordava quando giocava nella primavera e quindi si confrontava con Parietà, la stessa autorevolezza, la stessa autorità che aveva con la Juventus da giovane. Paragone anche, però Andrea non si sbilancia, quindi io gli credo parecchio quando mi parla di queste cose. Ecco, una possibile soluzione quella potrebbe essere: non voglio toccare il centrocampo, perché in questo momento io dico che Sulemana con l'Iteta è a dopo, forse quello più toccabile è a dopo, forse non si possono toccare per quello che stanno garantendo a livello di centrocampo. Sto collaudando la difesa, che è cambiata rispetto all'inizio dell'anno. Cioè noi, senza rendercene conto, stiamo giocando con 3 giocatori che all'inizio dell'anno non avevano credibilità o non c'erano. Zé Pedro, che era un dubbio, Juan Rodriguez, che è arrivato poco fa, e Dossena, che è tornato, che molti dicevano era rotto. Noi abbiamo giocato con questi 3 giocatori che ci hanno garantito un certo equilibrio, diversamente da quelli che avevamo all'inizio del campionato, che sembravano le nostre certezze. Quindi non tocchi il centrocampo, hai una difesa che stai in qualche modo formando. Secondo me Pisacane dove può condire il Cagliari per fare in modo che gli ingredienti funzionino? Secondo me sugli esterni. Qualcosa sull'esterno lo può fare. Sull'esterno, oppure tra i 2 attaccanti. Non necessariamente 2 esterni a fare gli attaccanti, perché poi se vai a vedere sia Esposito sia Floruccio possono fare gli esterni e non gli attaccanti veri, e quindi lì devi gestirti un po'. Tu puoi anche giocare con 4 giocatori che aiutano il centrocampo, se vuoi rinunciare alle punte, però se ne metti 4 è diverso quando ne metti 2. Secondo me, mettendone solamente 2, il piatto è leggermente insipido. Sì, e poi su questo discorso, come giustamente, siccome poi anche i numeri hanno sempre il loro peso, il loro valore, ricordiamoci sempre che il Cagliari è la terzultima squadra per palloni giocati nell'area avversaria, e questo, che tu metta 6 punte, che ne metta a 3, via dicendo, dipende anche ovviamente dal tipo di impostazione che ha la partita. Poi è chiaro che quando tu hai a disposizione soltanto un certo tipo di giocatori in determinate partite, insomma lo sappiamo, no? Anche la predisposizione tattica di Pisacane con Vittorio, insomma l'anno scorso abbiamo parlato 1000 volte in primavera qual era la forza del Cagliari di Pisacane l'anno scorso, il fatto di aspettare, perché era una squadra che era bravissima, abilissima a assorbire l'impatto dell'avversario e poi letale nella ripartenza, quello che quest'anno il Cagliari è riuscito a fare, secondo me, ancora soltanto in parte, soltanto in alcune partite. Sì. Però chiaramente è cambiato il livello. Se hai un giocatore come Chilissoi, scusami se ti interrompo, a maggior ragione tu devi avere più attaccanti, perché se tu hai Chilissoi e un altro attaccante, Chilissoi è costretto a indietreggiare troppo e anche lui non ci sta dentro l'area. Quindi le cose sono 2: se decidiamo di avere un giocatore d'area di rigore, schieri Chilissoi, però se decidi di avere un giocatore d'area di rigore devi spingere la squadra in avanti, perché altrimenti Chilissoi gioca a 30 metri dalla porta e non stai più utilizzando un giocatore d'area di rigore, stai utilizzando un giocatore d'area di rigore a fare il giocatore solito. Se invece punti sugli inserimenti, ecco perché giochiamo poco dentro le aree di rigore, ecco il discorso che ti facevo: mettiamo dentro 4 attaccanti, 2 sugli esterni, e ne abbiamo già 3. Palestra è comunque un attaccante sull'esterno, metti Esposito, Floruccio, ma metti anche un altro, perché altrimenti sei monco. A mio giudizio ti manca qualcosa, anche se devo dire che Obert da questo punto di vista è un giocatore che molte volte si è prestato a questo giochino, ma diventa un'altra cosa se Obert dialoga con un altro attaccante invece di dover fare le cose da solo in quella fascia, perché Obert è anche il giocatore a sorpresa, cioè tu non te lo aspetti da un difensore che abbia i numeri che talvolta è riuscito a produrre, assist anche molto belli in diagonale, accelerate che l'hanno portato al tiro. Ecco,
hai un difensore che effettivamente si sa calare al momento opportuno, sa fare le due fasi, sa calare al momento opportuno anche nel ruolo di attaccante. Assolutamente. Poi, Vittorio, intendiamoci, secondo me Kilixoi potrebbe giocare anche i famosi 30 metri indietro, come stavi dicendo tu, lanciare l'altro e lanciare, cioè fare lui a quel punto, tra virgolette, il vero 9 che diventa il falso 9, nel senso che a Parma ha fatto, io torno sulla partita di Parma perché appunto l'ho vista con i miei occhi, una delle poche che ho visto con i miei occhi quest'anno, quindi mi è rimasta abbastanza impressa. E ieri dicevo, il primo tempo di Kilixoi a Parma, in tanti che l'hanno visto dalla TV lo hanno bocciato. Io sinceramente invece a me è piaciuto tanto perché ha dialogato tanto con Palestra, con Esposito, è andato spesso a prendersi il pallone, è stato spesso il riferimento anche sulla tre quarti. E io, secondo me, se lui, e soprattutto se Pisacane riuscisse a fargli capire perfettamente un po' anche le sue idee tattiche, l'anno prossimo, quando il Cagliari non avrà più Palestra, Kilixoi dovrà essere centrale non solo appunto nel ruolo di vero 9, ma anche di falso 9, perché è un giocatore, ed è l'unico, anche più di Esposito, secondo me, con il mio modestissimo parere, che è in grado di fare le due fasi sulla tre quarti, cioè quindi sia quella di impostazione che quella di poi di finalizzazione. E comunque un giocatore del genere io non me lo ricordo a memoria negli ultimi anni della carriera del Cagliari, a disticcarsi anche quando viene pressato e a trovare anche la soluzione di dove far passare il pallone. Se molte volte perde la palla, e qui spesso la lancia a suo favore, è perché nel frattempo che lui aspetta che gli altri salgano ha addosso 3 uomini, sì. Quindi molte volte non ha la soluzione immediata. Io lo vorrei vedere invece in una situazione dove, facendo, come hai detto tu, il cosiddetto falso 9, viene verso il centrocampo, gestisce il pallone, ma contemporaneamente sono partiti 2 sull'esterno, che cambia totalmente il discorso. E non che ce ne sia uno solo, perché poi se ce n'è uno solo è più facile prevedere dove deve dare il pallone. Quindi è come si usa nella pallavolo: io ti chiudo l'angolo dove non voglio essere attaccato, ti faccio attaccare nella parte debole, perché a quel punto non ti faccio girare a destra, gira a sinistra, ma a sinistra, prima che salga l'uomo, ce ne vuole. Ecco perché dico che la soluzione, secondo me, per condire meglio il piatto e per dare quel pizzico in più di capacità offensiva è lavorare sull'esterno. E oltre al Barassin hai anche Mendy, hai anche Treppi che adesso può fare questo ruolo. Quindi diciamo che forse l'unico reparto, l'unico ruolo che ti permette di avere anche soluzioni alternative per caratteristiche diverse è proprio quella che lavora sugli esterni, ed è lì che puoi trovare qualcosa di nuovo per condire meglio il piatto. Vai Luca. Detto che lo scorso anno comunque Kilixoi giocava insieme a Immobile, quindi comunque Immobile era la vera punta. C'è la bella notizia di Belotti che entro un mese dovrebbe ritornare almeno sul campo, allenamenti, poi bisognerà capire effettivamente perché immagina la coppia Kilixoi in Belotti, potrebbe essere interessante. È vero che il Cagliari manca anche Borrelli, che insomma sta facendo fatica a recuperare dall'ultimo infortunio, e quindi ti chiedo, per la sfida contro il Pisa, visto che ci sarà l'assenza di Esposito per squalifica, a quel punto tu metteresti dentro uno dei due tra Treppi e Albarracin, cioè dal primo minuto faresti questa, oseresti questa in una partita così importante? E perché no? Cioè, per quale motivo non potrebbe essere questo? Cioè, potrebbe anche essere una soluzione. Chiaramente non è l'unica, perché sappiamo che non è l'unica, perché è molto più probabile, diciamocelo subito, Kilixoi con Fololuscio in quel ruolo, anche se ti viene a mancare, torniamo al discorso dell'esterno di sinistra, Idrissi, che stava diventando una bella alternativa per poter spingere a quella parte. Quindi a questo punto devi decidere: ma uso Fololuscio in quel ruolo o preferisco tenere Fololuscio perché faccia l'esterno e mi possa spingere andando a dare sostegno all'attacco? E lì il nodo dipende dalla scelta che fa. Una delle possibili scelte secondo me è quella di Treppi. Treppi potrebbe essere il giocatore da utilizzare in questo contesto, anche per caratteristiche del calciatore, e secondo me con Fololuscio, Treppi e Kilixoi chiaramente potresti avere qualcosa di diverso. È chiaro che se arretri troppo stai dando alla Pisa anche la possibilità di pensare di osare, perché poi la parte psicologica di cui parliamo raramente è fondamentale. Cioè il messaggio che io mando alla squadra se gioco con mezzo difensore in più o mezzo attaccante in più è totalmente differente, perché tu non lo dici, ma
mi stai comunicando comunque se giochi con un attaccante più che stai pensando che si possa usare, mi stai comunicando se giochi con un mezzo difensore in più che vuoi preoccuparti di più del contenimento. Cioè, ricordiamoci che oltre al linguaggio verbale il 90% della comunicazione lo fa il linguaggio non verbale, e allestire una formazione molte volte dà comunicazioni alla squadra che possono essere di un livello o di un altro, come quando in settimana io parlo più dell'avversario che della mia squadra. Quando parlo più dell'avversario della mia squadra sto dando un'importanza all'avversario in diretta che percepiscono anche gli altri, e che quindi porta anche gli altri a preoccuparsi invece di preoccuparsi del proprio fare. È fondamentale questa cosa. Sono tutte capacità che devono essere affinate. Fabio ha iniziato quest'anno e sta facendo veramente molto bene, ma è anche uno che vuole imparare, che ascolta, e quindi io sono fiducioso sul fatto che, ecco, torniamo al discorso di prima, che di fronte ad ogni problema che capisca che non si sta cercando un colpevole, ma che si vorrebbe trovare o aiutare a trovare una soluzione. Certo, no, questo credo che sia fondamentale poi anche nel vivere anche il quotidiano, cioè, perché è vero che molto spesso criticare è più facile che proporre una soluzione, perché sappiamo bene che insomma è un compito abbastanza comune, però è anche vero che il problema esiste, e se il problema esiste non si può ignorare, ecco, perché se è sbagliato la critica a prescindere è anche sbagliata. L'abbiamo detto. È da identificare, non è detto che sia azzeccata la critica o l'annotazione che noi facciamo. Certo. Esiste un problema, vengono identificate delle cose, cioè faccio un esempio stupido fino a un certo punto, quando a fine 1900 vennero qui a studiare a Sardegna per acquisire delle strutture minerarie, alcuni analizzarono il fenomeno della malaria, capirono che era legato alle piogge e al successivo arrivo del caldo e attribuirono all'evaporazione delle pozzanghere il fatto che fosse malaria. C'era un problema, c'era la malaria, ma stavano tentando di capire la soluzione. In quel caso avevano azzeccato il luogo, non avevano azzeccato però l'ingrediente, perché avevano azzeccato il fatto che derivava proprio dalle piogge e dalle pozzanghere, ma non pensarono che nelle pozzanghere andavano a nidificare le zanzare. Esatto. Esatto. Luca, prima di fare, ci sono diverse domande per Vittorio, quindi poi gliele facciamo. No, io invece volevo chiedere a Vittorio se la partita di domani può ricordare per certi versi quella dell'anno scorso di Empoli, perché sì, al di là del discorso tifosi, che poi anche su quello magari ci entriamo, nel senso che in mattinata dovrebbero arrivare notizie definitive sulla vendita dei biglietti. L'anno scorso ci fu quell'enorme casino del costo, sì. Insomma, vabbè, lasciamo perdere, non voglio riaddentrarmi in quella vicenda veramente allucinante. No, io resto sul campo, perché quella partita io mi ricordo perfettamente sia la preparazione di quella partita che poi effettivamente quello che fu la prestazione, le parole di Nicola e quant'altro. C'è un Cagliari che arrivava da alcune prestazioni importanti, ha l'occasione di ammazzare sportivamente l'avversario, che poi alla fine è retrocesso comunque, però nel senso lì mancavano ancora determinate partite, avevi l'occasione di dare la svolta definitiva al tuo campionato, e invece il Cagliari andò lì per pareggiare. 1-0-0, scialbissimo, pallosissimo, in cui comunque Nicola si disse soddisfatto. Mi ricordo che parlò anche Pavoletti a fine partita, e noi eravamo tutti un po' così, cioè cavolo, hai avuto l'occasione di un avversario che non vince da 6 mesi, 5 mesi, adesso non ricordo quanto fossero i mesi di digiuno fino a quel momento dell'Empoli, e hai la possibilità, perché tu hai anche la squadra giusta per poter fare male, invece ti accontenti dello 0-0, tieni le distanze, no? Fai un punticino, e però poi alla fine, insomma, quel tipo di approccio l'anno scorso, secondo me, poi Nicola l'ha pagato, nel senso che l'ha pagato sulla sua pelle, nel senso che poi se lui non è più l'allenatore del Cagliari quest'anno, ok, probabilmente anche per quello. Ecco, tu hai paura che possa esserci un Empoli bis contro il Pisa domenica? No, non credo. Tieni conto che nel caso dell'Empoli c'era anche il fatto che Nicola fosse un ex dell'Empoli. Anche questo molte volte incide in tutte le faccende che noi viviamo, insomma, domenicalmente. Cioè, l'approccio molte volte è morbido e non aggressivo alla partita. Torniamo al discorso, tu sei un ex, quindi sei molto cauto, non vuoi creare polemiche, non vuoi andare là perché comunque sia ci sei già stato, sono amici e via dicendo. Un po' quello che abbiamo pagato noi con Lecce quest'anno,
così facciamo subito un paragone. Esatto. Anche quella era un'occasione per creare un certo distacco e l'abbiamo fallita. Non credo che capiti questa a Pisa, non ci credo che capiti questa a Pisa per 1000 motivi, e intanto perché credo che le lezioni si possono imparare. Da questo punto di vista non dobbiamo assolutamente andare a Pisa con l'idea che dobbiamo andare a giocare con una squadra che è in seria difficoltà, e noi siamo in questo momento quelli che dicono in classificano il doppio dei punti, cioè devi analizzare queste cose e vai a giocare con la tua forza mentale, con l'umiltà che serve, cioè sapendo che nessuno è disposto a sacrificarsi sulla base dei numeri, ma sapendo che tu hai delle caratteristiche che sono nettamente superiori e che devi cercare di sfruttare. Se giochi pensando a loro, non giochi. Se giochi pensando a te, giochi. E da quello che si è visto finora, il Cagliari giocando ha fatto 30 punti, il Pisa giocando ne ha fatto 15. Sì, anche perché poi il Cagliari ha anche fatto, per esempio, a Parma, contro il Parma ha giocato nel primo tempo, poi dopo insomma è un po' calato fisicamente il Parma. Ma è fondamentale con queste squadre, però dai loro coraggio, alla fine vengono fuori, resuscitano. Cioè se tu levi la pietra dalla tomba, quello comincia a pensare di poter uscire dalla tomba, quindi non togliere la pietra dalla tomba, anzi cerca di fissarla ancora bene. Mettine un'altra sopra. Esatto, infatti, chiudila definitivamente. Mettine esatto. due. Esatto. Così chiudi. Esatto. Luca, vai, ci sono diverse domande. Ce sono tante, sto cercando di... Allora, le tutte, scusa. Allora, Dani dice: vorrei chiedere a Bonsanna quali sono le prospettive future sperando di rimanere in Asper, sapendo di dover perdere Palestra, che è l'unica fonte costante del nostro potenziale offensivo. Guarda, io spero, perché poi chiaramente le scelte non le faccio io, che il progetto che è stato avviato quest'estate, che non doveva essere un progetto per un anno, cioè il progetto è iniziato per tentare di valorizzare il storia giovanile e mettere delle basi un po' più solide rispetto al passato. Cosa succedeva in passato? Che alla fine di ogni campionato dovevi smantellare e ricominciare. E quindi era sempre un progetto non a capitoli, ma era episodi e non a puntate. Adesso io mi aspetto un Cagliari a puntate, cioè dopo questa prima puntata che si punti a qualcosa di diverso in futuro. Quindi stai ottenendo dei grandi risultati, perché al di là di Palestra i risultati che stai ottenendo è che dopo 8 infortuni non ti accorgi degli infortuni. Cioè oggi, se dovessero rientrare tutti i diversi titolari, hai Liteta che non sai se vuoi toglierlo, hai Sulemana, hai Juan Rodrigo, cioè la cosa che si è verificata in questo Cagliari è che le disgrazie ti hanno portato ad avere non più 16-17 giocatori che definivi affidabili, ma anche 23-24. Quindi al di là di Palestra hai un numero di calciatori anche per il mercato che ti possono permettere di fare dei movimenti che possono assestare, possono correggere e possono aggiustare. Dipende dalla volontà della società. Se la società vuole mettere subito a regime di incasso quello che ha fatto quest'anno, chiaramente si dovrà ricominciare da capo. Se invece dice ci sono alcuni punti che sono intoccabili, perché su questi cominciamo a costruire qualcosa di diverso, ecco che allora ci sono le condizioni per poter pensare di fare uno step in avanti. Chiaramente gli step non vuol dire che tu passi da un campionato in cui ti sei salvato a un campionato in cui giochi per lo scudetto. Passi da un campionato in cui ti sei salvato con 30 punti a un campionato in cui ti salvi con 35, cioè devi sempre pensare che devi lavorare per piccoli passi. Che se vai a vedere la storia del Sassuolo prima, che però poi ha mollato improvvisamente, e dell'Atalanta, il tutto è avvenuto così, è avvenuto passo dopo passo, vendendo talvolta il giocatore più importante e prendendone altri 3. Il Cagliari questo per ora lo ha fatto, ha valorizzato diversi giocatori della primavera, mi auguro continui a farlo. Se continuano a farlo, noi possiamo pensare che non dobbiamo ricominciare da capo, e questa sarebbe già una novità. Okay. Anche per noi, anche per il nostro lavoro, dico, cioè esatto, per ripartire da una base, non ogni volta, non da zero ogni volta, certo. insomma. Ma anche per l'allenatore è complicato, anche per lo staff tecnico, perché parlo, cioè, del capitolo, facciamo parte anche degli allenatori, cambiare allenatori ogni anno. Se è vero che tu hai investito su una scommessa che all'inizio lo era,
siccome aveva paura Giulini di questo, se andrà bene tutti diranno che è un predestinato, se andrà male sarà colpa mia. Ecco, diamo merito a Giulini di aver intravisto il predestinato e speriamo che possa continuare su questo orientamento, perché da lì poi dipende anche veramente il futuro e il programma della squadra. Detto anche che a livello nazionale il Cagliari sicuramente quest'anno ha molta più visibilità rispetto agli scorsi anni. Ne parlano in tanti sul progetto, su quello che sta facendo comunque Pisacane, e questo comunque quasi più a livello nazionale mi viene da dire, Vito. Sì, Qua insomma ci sono un po' più di critiche. Mettiamo da questo punto di vista, ci sta. Esatto. E poi riguardo il discorso di Kilix, la storia del vicino di casa di Cellino. Vai? No, io non la so. Signor Sanna, perché lui mi chiamava così. Signor Sanna, in Sardegna siamo strani. Se io vedo il mio vicino che si è comprato la macchina, mica mi metto a lavorare per comprarmela anche io, si dà un ruggio. Esatto, certo, è vero, anche in questo caso, tutti quelli che sono anche invidiosi molte volte anche dello Sottilega, io molte volte vado a vedermi il profilo e scopri che sono o calciatori amatoriali o allenatori di qualche categoria, che sono quelli più accaniti contro Pisacane. Se tu vuoi diventare come più accaniti, studia, applicati, lavora, non è che non bisogna bruciare, perché poi esatto, è vero. Ci sta. Invece poi la domanda su Kilixoi, ovvero sappiamo che Kilixoi sta facendo il Ramadan, non è stato nemmeno bene qualche settimana fa, e ti chiedo appunto, si chiede se per un giocatore fare il Ramadan possa essere debilitante al punto da non poter scendere in campo come Kilixoi domenica scorsa. Io penso che sia un problema, cioè per me potrebbe esserlo, che sono italiano abituato ad altre cose, a affrontare il Ramadan, per me sarebbe complicatissimo. Infatti se io tengo lontano anche tutti quelli che mi parlano di diete e altre cose, perché dico, ma alla fine, quindi secondo me anche da quel punto di vista, siccome non pensiamo a uno che non si alimenta, bisogna trovare una giusta alimentazione che possa essere adeguata al fatto che lui renda compatibile tutto questo. Siccome non è il primo anno che lo fa da diversi anni, io non credo che anche negli anni passati lui abbia smesso di giocare perché faceva il Ramadan. Si trovano delle soluzioni alternative. Bisogna fare in modo che si trovino queste soluzioni alternative per rendere compatibile la cosa, perché se andiamo a vedere nel mondo ce ne sono tantissimi calciatori che fanno il Ramadan e non è che tutti questi si fermano quando c'è il Ramadan. Quindi bisogna capire un po' se è stata azzeccata magari anche veramente il regime di alimentazione, il sistema di alimentazione, e se questa cosa, peraltro con una cosa che può essere difficile per lui in Italia sono i tempi delle partite che cambiano costantemente. Quando tu affronti il Ramadan magari avresti bisogno di pranzi, di mangiare, di avere pasti regolari a determinate ore. Molte volte gli orari delle partite ti scombussolano un po' questo, perché non sei in grado, non puoi farlo costantemente da una settimana all'altra. Beh, passare dalle 20:45 alle 15 è un cambia tutto, molto importante dal punto di vista proprio sì, dell'alimentazione, perché ricordiamoci che poi insomma a seconda di come ogni fedele poi lo vuole rispettare, cioè se uno è molto rigido proprio non deve bere niente, non deve mangiare, cioè fino a che non arriva il tramonto non puoi fare veramente nulla, quindi bisogna anche poi capire effettivamente il tipo di approccio che ognuno ha. Sicuramente è un aspetto che va comunque considerato, soprattutto perché sei passato da 2 mesi in cui hai giocato sempre a cena, per capirci, esatto. E quindi comunque dove tu potevi aver trovato il modo giusto. 2 partite adesso alle 15, vedremo un po' se cambia. Leggevo nei commenti anche Emanuele, sì, Idrissi, insomma, di fatto questo sarebbe il destino purtroppo di Riyad, per il crociato rosso. Vedremo un po' nelle prossime ore quelle che saranno le notizie più precise con i dettagli e quant'altro. No, c'è un'altra cosa, ho letto prima nei commenti, e vorrei sinceramente anche sapere il tuo parere, Vito, perché poi di questo non abbiamo parlato. Ancora alcuni citano la famosa conferenza stampa di Guido Angelozzi, in cui il direttore sportivo del Cagliari ha fatto quell'uscita, no, infelicissima, per usare un termine orribile, del quart'ultimo posto, no? Eccola qua. Siccome torna costantemente anche nei commenti e via dicendo,
io personalmente che c'ero, che conosco anche un minimo il direttore, l'ho definito appunto uno scivolone totale, perché lui non voleva, non voleva far passare quel messaggio. Certo, hanno bisogno di noi, perché molti manca la capacità di comunicazione. Bravo, cioè lui non si è reso conto, mentre diceva quella frase, degli effetti nefasti che avrebbe prodotto. Ok? Qual è l'altro allenatore aveva detto: noi puntiamo in alto, però dobbiamo passare dalla salvezza, e nessuno avrebbe detto niente. Esatto, infatti, perché le parole cambiano tutto. Quindi è stata molte volte l'hai vista? Anche di preparare magari alla conferenza stampa, sapendo, anche questa è una cosa che si può prevedere, perché anche un ambiente ostile incide nel rendimento di una squadra. È vero che poi anche Pisacane mi pare che recentemente abbia detto, colgo, un ambiente un po' troppo ostile talvolta nei confronti dei calciatori e via dicendo. Anche l'ambiente ostile si può controllare, anche l'ambiente ostile fa parte del calcio, l'ambiente fa parte del calcio, e quindi da questo punto di vista la cura anche della comunicazione, la cura dei termini da utilizzare è una cosa che va studiata, è una cosa che va preparata. Non ci si allena solamente sul campo, ci si allena anche al di fuori. Gli allenamenti lo dovrebbero fare un po' tutti, e su questo io mi batto parecchio, perché da queste cose derivano mille altre cose. Io ad esempio adesso sono dispiaciutissimo dell'esonero di Pisano, perché non conosco ancora le ragioni, non ho capito bene. Sono dispiaciuto personalmente perché voglio un bene dell'anima al ragazzo, che è una persona di una squisitezza straordinaria, e penso anche un'altra filosofia, forse legata al mio lavoro, che quando un ragazzo è in difficoltà, soprattutto se ci ho investito su di lui, va aiutato e non esonerato. Cioè, io sono contro la bocciatura. Prima di tutto vediamo cosa si può fare per fare in modo che possa recuperare, migliorare, vedere un po' cosa, e poi eventualmente facciamo altre scelte. Non so realmente i motivi di questo. Non so se voi ne avete già parlato, ne avete parlato in altra sede. No, abbiamo detto semplicemente questo, che è il paradosso della primavera. Perché se ci pensi, tu hai mezza primavera in prima squadra, che si sta allenando e gioca in prima squadra, perché Liteta, 3P, i vari Mendy, Malfitano, Sulev, cioè hai mezza primavera in prima squadra, e poi alla fine la primavera nel suo campionato fa una fatica. Va detta anche un'altra cosa, questa squadra ha perso comunque determinati leader col cambio di età, cioè quel passaggio dal 2005 al 2006, l'abbiamo anche ripetuto questo, cioè l'anno scorso tu avevi, faccio un esempio banalissimo, avevi il miglior portiere del campionato, perché penso che Zariliev si possa definire il miglior portiere del campionato primavera scorso, e che quest'anno al passaggio tra i grandi, alla prima annata tra i grandi, sta facendo benissimo a Cerignola, che è una squadra, un ambiente particolare, squadra ambiziosa e tutto, ok. Quest'anno in porta hai cambiato già diverse scelte. L'ultima l'ha giocata a Ciocci, cioè hai vinto anche grazie al fatto che hai messo il portiere della squadra. Vero è questo, poi capito, hai fatto giocare Sulev, Malfitano, 3P, Mendy, cioè che sono quelli che, perché se parliamo di squadra dobbiamo parlare di squadra, perché Pisacane l'anno scorso ha vinto e la primavera giocava bene, perché i giocatori si allenavano con lui tutta la settimana. Certo. Cioè, solamente qualcuno ogni tanto usciva quando ne mancava qualcuno in prima squadra, perché altrimenti non erano neanche considerati. Quindi la possibilità di lavorare 5 giorni con gli stessi giocatori chiaramente ti permette di fare squadra. Se invece c'è odore di prima squadra, non possiamo pensare che Malfitano non abbia partecipato agli allenamenti della prima squadra, che Sulev non abbia partecipato agli allenamenti della prima squadra, che tutti questi calciatori partecipino all'allenamento della prima squadra e non partecipino quindi alla primavera. Costruire una squadra con i giocatori che vanno e che vengono non è semplice, quindi ecco perché mi aspetto di capire qual è la ragione, perché poi la ragione potrebbero essere anche altre, sistemazione tecnica anche della prima squadra, con un allenatore che magari potesse far da ponte direttamente, visto proprio che non riesce ad avere una primavera indipendente. Cioè possono essere mille, perché poi la formazione che è stata schierata nella partita dopo l'esonero di Pisano mi fa pensare che possa diventare la primavera la squadra B, cioè quei giocatori che non giocano con la prima squadra riesco a farli giocare con la primavera, che cambia totalmente rispetto alla filosofia passata, dove la fucina per l'anno prossimo è la primavera.
Quest'anno invece è il serbatoio della prima squadra. Sì. Assolutamente. Poi cambiano anche sicuramente il carattere tra Francesco Pisano e Fabio Pisacane, insomma sono due persone chiaramente diverse, quindi anche da quel punto di vista probabilmente anche Ancelotti e Conte sono persone diverse. Bravissimo, cioè se ci pensi, io penso che chiunque quest'anno avesse dovuto prendere l'eredità di Fabio Pisacane in primavera avrebbe avuto un compito difficilissimo, anche se portavi l'allenatore esperto di primavera che ha vinto titoli e via dicendo, perché chiaramente dopo quello che è stato fatto l'anno scorso insomma le difficoltà sono ovvie. Vito, ci chiedono anche, poi ti lasciamo perché siamo lunghissimi, insomma, però discorso stadio, discorso cambio societario, perché anche questi sono un po' di temi extra campo. Qual è la tua visione? Che fa parte dell'ambiente, anche questo è un aspetto che incide notevolmente, mi rincuora, mi dà conforto, mi dà prospettive, il fatto che in società ci siano sempre più quote che arrivino anche dall'esterno, perché non è più una questione Giulini, amministrazione regionale, Giulini, Sardi, Giulini e via dicendo, cioè ci sono interlocutori diversi e diversi interlocutori ti portano anche a evitare quello scambio che sembrava quasi poi a un certo punto entrasse per certi versi nel personale, nella figura di Giulini che molti non apprezzano, con i suoi interessi che già esistono in Sardegna e via dicendo. Ecco, qui si sposta un po' l'attenzione, perché non è più il Giulini che è anche il capo della Florida e basta. Qui ci sono altre forze economiche, ci sono altri interlocutori, e essendoci altri interlocutori secondo me ci sono maggiori garanzie del fatto che l'argomento va affrontato indipendentemente da simpatie e antipatie, ma diventi veramente una cosa seria legata a una società che intende investire e che potrebbe portare anche nuove risorse, perché effettivamente abbiamo spesso detto di questo, del fatto che a Cagliari mancavano poi forze economiche che potessero contribuire alla crescita della squadra. Il campo, lo stadio, le diverse strutture e via dicendo possono aiutare in questo, e possono aiutare anche ad affrontare quelli che erano gli scogli che a un certo punto c'erano, perché se arrivano forze nuove, forze diverse anche dal punto di vista economico, anche tutte quelle questioni legate a quanto deve pagare il comune, alle diverse tasse che devono essere pagate, insomma ritornano in un clima di non è che devi favorire qualcuno, ma devi conteggiare realmente quanto devi chiedere, perché si diventa un discorso tra ente pubblico ed ente privato, che l'ente pubblico cura i suoi interessi, l'ente privato cura i suoi, senza quella commistione che talvolta ha creato confusione, sia da una parte che dall'altra, sia in chi li sostiene, sia in chi non li sostiene, perché poi quando l'amministrazione pubblica entra con ingenti investimenti o con ingenti concessioni, succede che chi è favorevole si schiera da una parte, chi è contrario si schiera dall'altra, e il problema non ne siamo mai risolti, perché poi questo era lo stesso problema che caratterizzava il rapporto Cellino-amministrazioni, non è molto differente. Cellino infatti li affrontava, poi li ha affrontati alla fine come fanno i cowboy alla Trump, esatto. come è finita, l'ha pagata, esatto. senza essere Trump purtroppo a Cagliari, e invece Giulini è uno molto più diplomatico, che è riuscito ad avere anche di più, proprio perché non si è ancora stancato di cercare una soluzione. Vito, grazie come sempre. Un pensiero posso dire? Certo. Non so se avete visto del post di Janko, sono dalla sua parte. Un giocatore non può rimanere in una squadra ligio al dovere e non fare neanche un minuto. Sono assolutamente solidale con lui, perché effettivamente è stato un grande torto quello che gli è stato fatto. È un torto anche alle casse societarie, che ha speso 1 milione per un giocatore che non ha mai giocato. Esatto. Vero. Che poi ieri qualcuno diceva no, ma aveva un contratto pesante, a maggior ragione, non che doveva giocare, hai pagato cioè fino all'ultimo centesimo proprio per non farlo giocare, insomma non esattamente una grande scelta, una grande idea. Verissimo. Ma d'altro l'anno scorso quante volte l'abbiamo detto, ma è possibile che Yankton non riesca a stare nemmeno un minuto? Giusto un amichevole mi pare avesse giocato. No, le amichevoli le giocava tutte, perché tanto è nazionale, esatto. Le amichevoli incredibile.
Le ha giocate tutte. Io tutti i gol di Youngstown dell'anno scorso in amichevole. Certo. Vito, grazie. Grazie davvero. Grazie Vito. Davvero, ci vediamo presto. Un abbraccio. Buon lavoro a te. Ciao Vito. Ciao ciao. Insomma, bella chiacchierata. Sempre una bella chiacchierata con Vito. Vi do una notizia? Vada. Ve la do? Ve la sgancio? Aspetta, Così? aspetta. Cosa stai facendo? No. Cosa stai facendo? Ah, vai. Non so, c'è un'altra cosa che non c'è, è l'altro. Lascia perdere. Mamma mia. Vabbè. Lascia perdere. No, arriva una Ho notizia tutto. da Pisa, dall'ottimo Giuseppe Boi, che saranno ok, ospiti attenzione. domani. E la novità della mattinata è che il CASMS, quindi l'ente insomma, che decide effettivamente sui rischi e quant'altro, potrebbe decidere addirittura domani mattina. Dai, non, comunque incredibile, non stasera, ragazzi. ma addirittura domani, e quindi È questo incredibile. vorrebbe dire che Una la fassa. vendita dei biglietti per il settore ospiti sarebbe operativa dal pomeriggio di domani. Speriamo ovviamente che questo sia soltanto uno dei possibili scenari, ma non quello definitivo, quindi che in realtà si possa decidere appunto nel pomeriggio di oggi. Vedo che insomma anche Manuele non è molto contento. Ma per il certo, discorso ma è giù, ma non esiste. Ovviamente non esiste. perché io veramente non ho più neanche capisco. parole per descrivere questa situazione. Ma sempre in Toscana poi la problematica, non si capisce. Esatto. Firenze, Empoli, Pisa. Esatto. Non capisco Esatto. quale sia la una problematica. Una roba indegna. E quindi ragazzi, appena abbiamo novità, come sempre vi facciamo sapere. Ci dispiace. Sì, Io sì. spero vivamente che in realtà si abbiano delle notizie positive dal pomeriggio di oggi, e che già magari da stasera o al massimo al più tardi da domani mattina vendano i biglietti, ma che comunque insomma la roba venga sbloccata nella giornata di oggi, anche perché veramente ogni ora che passa, siccome io vi capisco, perché facendo le trasferte, dovendo organizzare le trasferte, so perfettamente cosa vuol dire. Cioè una roba senza Non ho senso. parole. Non ho parole. Una roba veramente, veramente senza senso. Quindi, ma poi Sapendo anche le problematiche che ci sono qua per organizzare una trasferta. Il problema non se lo metto. Devi andare da Firenze a Pisa, devi andare Prendo un treno, vado in macchina, vado in pattino, Roma, in bicicletta. Pisa, no, ma anche da Napoli a Pisa, cioè ti prendi il treno, metti un po' più di ore nel conto. Però insomma questo è. Però cerca di essere fiducioso, Manu, dai, perché non ho senso, anche perché i pisani sono venuti tranquilli e serenamente a Cagliari. Però purtroppo questo credo che incredibile. No, io non capisco veramente quale possa essere poi il problema ostativo di tutta questa situazione. Non lo so, sinceramente non lo so. Comunque vi terremo aggiornati anche su quelli. Ma bisogna essere fiduciosi. Certo, figurati, ma qual era il problema? È in che teoria sempre il volo diretto da Cagliari, certo, proprio però con Ryanair, però insomma. No, beh, non ho parole. Ragazzi. C'è anche un Olbia a Livorno Pisa 2 passi, cioè era proprio semplice Pisa. Vabbè, purtroppo qui siamo purtroppo spettatori. Come sempre per gli aggiornamenti. Grazie Giuseppe. Lo avremo domani per parlarci un po' di Pisa, e domani avremo anche per cambiare un po' il discorso. Sì, lo so, anch'io, anche noi rientriamo col volo di lunedì mattina, io e il buon Lele Casini, quello dell'alba praticamente, delle 7:50, 6:50, 7:50, non mi ricordo a che ora sia. Dicevo, domani chiudiamo la settimana appunto con Giuseppe Boi, che ci parlerà del Pisa e del Cagliari ovviamente, ma anche con doppio ospite Raimond Sassari, quindi si torna a parlare di pallamano. Ci sarà il duo Pavani Nardin, quindi insomma giocatori italiani. Ci piace questa anche possibilità di dare spazio a tutto. Va bene.
Andiamo. Ragazzi, Stasera che sera? Dove sei? LDL, dove sei? In giro. No, sono in piazza Ienne perché c'è il meet and greet con ci sarà Folorunso, ci sarà Pisacane, ci sarà Obert. Folorunso parlerà con la stampa, quindi insomma vediamo un po' anche quali saranno le sue idee post infortunio. Penso che ci sarà tanta gente. È anche una bella abitudine che sta prendendo il Cagliari, è giusto che sia così, tra l'altro in centro a Cagliari, quindi veramente a 2 passi, quindi oggi finalmente andrà a piedi. Se come per Kilixoi, vedremo. Secondo me ci sarà meno gente. Dici? Voglio vederti fare 1000 persone in piazza Ienne, ti voglio vedere. Che delirio. Però secondo me ci sarà tanta gente, lo sai, sono anche 3 giocatori, l'allenatore più altri 2 giocatori, l'unione fa la forza, quindi, però io sono a piedi, quindi vado, esatto, quindi sono tranquillissimo. Allora. E mi prendo l'ombrello. Sono nel tragitto alla Marina, interno alla Marina. No, sapete che odio l'ombrello, quindi mi prendo il capo, vado così, guarda, vado così. Perfetto. Ti faccio fermare immediatamente. No. Fotosegnaletti. Esatto. So io. Ragazzi, grazie. Va bene. Grazie mille. A domani. 10, buona giornata. 31. Saludos. Ciao a tutti. Buona giornata. Ciao ciao. Ciao ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.